Bentrovati. Nell'Isola di giovedì scorso ho parlato del disegno di legge preparato dal duo Renzi-Sconi sulla responsabilità civile dei magistrati. Ho portato degli esempi per confutare la loro tesi. Quando Renzi ha annunciato che anche per i magistrati vale l'assioma chi sbaglia paga, l'Associazione Nazionale Magistrati gli ha risposto che era un'idea totalmente sbagliata. Matteo Nostro ha risposto con l'educazione istituzionale che gli è propria, con un brrr che paura. E a proposito di rispetto istituzionale, mercoledì della scorsa settimana il Caimano è stato ospite da Renzi a Palazzo Chigi, scortato da 2 auto con lampeggiante. Dopo aver visto questa scena nei telegiornali mi sono vergognato di essere un cittadino di questa sgangherata Repubblica. Solo in una Repubblica bananiera come è ormai ridotta l'Italia, un Presidente del Consiglio riceve un pregiudicato che in qualsiasi paese civile sarebbe in galera per discutere segretamente tra loro il futuro dell'Italia. Scusatemi questa digressione, però la scena dell'arrivo del Caimano a Palazzo Chigi con tanto di scorta, con lampeggianti e paletta regolamentare era davvero ripugnante, direi insopportabile. Ora, ritornando a bomba sull'argomento del chi sbaglia paga, mi chiedo perché il politico che sbaglia non paga mai? Qualcuno dirà che il politico che sbaglia viene sanzionato non venendo poi rieletto alle elezioni successive. È vero, ma il denaro pubblico sprecato dal politico per le sue decisioni prese magari con dolo o colpa grave dovrebbe essere direttamente da lui, deve essere lui a rimborsarlo direttamente allo Stato. Lo spregiudicato e il pregiudicato, copyright di Travaglio, ovvero Renzi e Berlusconi, vogliono che il chi sbaglia valga per tutti, per cui la logica vorrebbe che anche per i politici che sprecano fondi dello Stato valesse questa regola. E quindi, per dirla sempre alla Travaglio, perché non una legge sulla responsabilità civile dei politici? Ad esempio, da anni l'Unione Europea ci sanziona per le carceri sovraffollate. In questo caso dovrebbero pagare queste multe quei governi che dopo decenni di promesse non hanno risolto il problema costruendo delle carceri nuove. Ma ecco un fatto che spiega con maggior chiarezza il problema su cui sto ragionando. Scrive sempre Travaglio, a fine luglio la Cassazione ha dato ragione ad Alma Shalabayeva, moglie di un dissidente kazako sequestrato con la figlia di 6 anni nel 2013 a Roma dalla polizia italiana che l'ha rinchiusa in un CIE per poi rimpatriarle in Kazakistan dove venne arrestata. La Cassazione su questo fatto ha sentenziato che il trattenimento illegittimo determina il risarcimento del danno per la materiale privazione della libertà personale della Shalabayeva. Ora i legali della donna stanno presentando una mega causa per chiedere i danni materiali e morali al Ministero dell'Interno, colpevole del rimpatrio forzato viziato da manifesta illegittimità originaria. Infatti madre e figlia avevano le carte in regola per rimanere in Italia. Per cui chi pagherà il risarcimento alla Shalabayeva? Renzi chiederà al ministro dell'Interno Alfano, responsabile su quanto è accaduto, di saldare il conto? L'Italia poi ha dovuto sborsare all'Europa 3 miliardi e mezzo di euro di multe per centinaia di violazioni di norme comunitarie e le colpe sono dei vari presidenti dei consigli e dei loro ministri che si sono succeduti negli anni dei vari dicasteri. Perché non pagano personalmente i governi colpevoli di questi miliardi di sanzioni? L'Italia, quasi sempre ultima nelle statistiche che misurano la qualità della vita, è in testa nell'Unione Europea per ciò che riguarda le procedure di infrazione, che attualmente sono circa 120. Ovviamente i responsabili di questo disastro sono i vari governi che hanno ignorato leggi, direttive e sentenze delle corti europee. Tutti casi dovuti a dolo e colpa grave, visto che hanno avuto mesi ed anni per mettersi in regola. Comunque, per intenderci, sto parlando di governi di destra e di sinistra. E allora ritorno alla domanda iniziale. Perché non deve valere anche per i governi romani ciò che il tandem Renzi-Sconi vuole, ovvero che il chi sbaglia paga valga per tutti e quindi anche per la casta politica? Caro Matteo, tu che cerchi consenso usando metodi da bravo piazzista, questo sarebbe un colpo da maestro, apprezzato sicuramente dalla quasi totalità degli italiani. E come scrive Travaglio, basta che alla legge
legge sulla responsabilità civile dei magistrati aggiungi 3 paroline: e dei politici. E il gioco è fatto e avrai la riconoscenza eterna dei sudditi di questa Repubblica delle Banane. Ma ormai è chiaro come il sole, il Caimano sicuramente non te lo permetterebbe, come non ti permette di fare una legge onesta sull'autoriciclaggio e sul falso in bilancio. Ma questi saranno argomenti per un'altra isola. Ci vediamo giovedì prossimo.